Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. E dal piadinone romagnolo, eccoci qua, a finire sta benedetta campagna multigiocatore. Eh sì ragazzi, battaglia finale. Scusate se c'è un po' di tosse, ogni tanto tossirò. Comunque, battaglione finale contro, cioè, il Piada versus Comenda. No, il Questa proprio sono Comenda i video più versus belli la della Piada. campagna. Attenzione. Ah, perché giochi in casa? Sì, sono in casa, sono a San Siro. Se siamo a San Siro addirittura, sono Sì. scomodi però. Comunque ragazzi, prima cosa da Perché- dire è in assoluto che io ho più province del Piada, 9-8. Piada bu, Sì, ma oh Piada bu. le mie 8 valgono 16 Sì, delle tue. vabbè, io ho conquistato l'isola delle geishe, fiori, ciao, cosa vuoi da me? Cioè, cosa vuoi da La me, mia Piada? cos'è? L'isola dei culatoni, invece. Sì, la tua è l'isola dei frociati, vabbè, ciao Piada. Ecco E là. così accettano. Ognuno quello che si merita, cosa vuol che ti dico? Comunque adesso andiamo in mappa di conquista così facciamo vedere un attimo i turni, cioè il turno pre-battaglia e poi iniziamo con il discorso di generale e tutto quanto. Andiamo, ragazzi, ci siamo, ho dichiarato guerra al piadinone romagnolo, ormai ci siamo. Io accetto questa onda d'offesa che mi arriva da chi maneggia la katana con la musichetta di sottofondo. Ta-na-na-na-na, la la Come la potete la. vedere, io accetto la dichiarazione di guerra del Comendone. Vai, il comendone. Oddio. Ok, prossimo turno comincia la battaglia. Eh sì. Vieni te da me però, eh. Ormai ci siamo, eccoli qua, i nostri due eserciti belli, meravigliosi, indescrivibili, pupettosi. Ok, andiamo avanti col turno. Raga, ci siamo. Andiamo. Che la battaglia abbia inizio. Eh sì. Allora, vediamo un po'. Siamo 6,50. No, scusa. Ah, siamo proprio pari come unità, però le tue sono più forti. Vediamo un attimo. Che sboccio. Guarda quante katane hai, cazzo. Mi massacri proprio. Non mi aspettavo. Non mi aspettavo tutte ste katane. È dura, molto dura. Ci vuole proprio un'impresa, raga. Un'impresa disperata come indiana. Sì, faccio il tifo per te, cosa vuoi che dica? Ok. Hai anche più cavalleria, cioè, il Piada, vergognoso, si lamentava, non ho unità, c'ha perfino più cavalleria di me, cioè, non ho parole. Io ci ho dato giù, che devo dire. Buono, dai. Truppavi come un assassino, allora truppo come un assassino. Sì, ma ho tenuto un profilo sempre corretto, invece il Piada è sempre scorretto, va bene, dai. Andiamo in campo di battaglia, dai, raga, andiamo. Ragazzi, ci siamo. Il momento è arrivato, il momento più incredibile di tutti. Stanno arrivando anche gli altri, cazzo, stanno arrivando anche gli altri. Sì, adesso sta arrivando anche l'altro abbiamo esercito. 18 righe di esercito. Bene, allora, niente, qua ci vuole. Intanto, vabbè, spieghiamo un attimo il mio esercito. Che ha 4 cavallerie con katana, nessuna veterana. Poi ho 6 samurai con katana abbastanza uppati, ma comunque sempre degli scandali obesi. Poi che cazzo ho 1, 2, 3, 4, 5 samurai con yari e 4 samurai con arco. Più il mio generale che ha abbastanza esperienza con 3 stelline. Poi sta arrivando l'altro esercito che ha un bel po' di Ashigaru con yari e qualche katana stronza. Niente raga, adesso bisogna fare il discorso. Sono molto teso ragazzi perché è il momento più delicato da quando sono su Shogun col Piada. Cioè sono quasi emozionato. Allora ragazzi, è il vostro generale. Oggi la cosa fondamentale non è vincere, ma è umiliare l'avversario. Dobbiamo prendere la piadina e dobbiamo spaccargli il culo, ragazzi. Cioè non dobbiamo ridurlo, cioè deve mettersi in ginocchio e deve pregare la pietà.
perché il Piada è uno dei generali più scorretti e schifosi del pianeta. Solo noi possiamo batterlo. Questo maledetto Piadarolo romagnolo. Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Dobbiamo usare tutti i mezzi possibili, il bosco, camperare, dobbiamo fare le persone schifose. Dobbiamo portare a casa la vittoria. Dobbiamo dimostrare al nostro popolo che siamo dei grandi combattenti. Per l'onore, per la gloria, per la figa. Viva i Shimatsu maledetti. E vai. Perché non c'è l'abilità con la ola delle teste. Ok. Ok, vai. Aspetta. Allora, Piaderoli, adesso vi descrivo io un po' come sono messo qua, anche se poi non vedete, dopo lo vedrete dopo nel video successivo come sono messo, insomma. Io comunque sono messo meglio di Marchino, mi sono fatto più samurai, pensando che lui truppasse come un assassino, mi ha detto sono qui che truppo, che truppo, che truppo. Vabbè, allora, per cui io so, nel mio esercito principale abbiamo, quanti ne ho? Adesso che poi mi è arrivato anche il secondo, sono un gran casino. 1, 2, 3, 4, 5 di arcieri abbastanza forti perché i Tsushikabe sono molto avvantaggiati a livello di arcieri. C'ho 1, 2, 3, 4, 5, c'ho 8 katane. Queste belle mucche qui. Abbiamo 8 katane e mi sono messo anche una ghinata da tenere davanti, visto che non si sa mai, prende frecce, prende cariche, prende per il culo, prende tutto, insomma. Poi abbiamo 3 cavallerie con katana, che possono sempre servire, e il mio generale pelato, che tra l'altro è bruttissimo, l'unico generale senza elmo figo ce l'ho io. Tutti hanno gli elmi fighi, hanno tutti i generali ultra fighi, io ho il pelato con contadino. Vabbè. Il mio secondo esercito, che adesso sto facendo avanzare, sto facendo arrivare intanto, si sta mettendo pari l'altro, ho, cosa so, 1, 2, 3 arcieri, 2, 3 lancieri, una ghinata anche qua, 3 katane, 3 cavallerie in generale e secondarie. Per cui direi che sono messo abbastanza bene. Secondo me viene fuori una bella battaglia. Il Marchino ha già annunciato che, che lui da lì non si muove dal boschetto, quindi bisognerà quotare un po' di siepi per quanto riguarda lui. E niente, adesso vediamo un pochettino il mio generale che ha qualcosa da dire sui uomini. Adesso non lo posso inquadrare, spero che Marchino me l'ha inquadrato. Ce Sì, sì. l'hai la sua faccia da svelto. Ci sono, ci sono. Allora uomini, ci sei? Allora uomini, il nemico si è serrato proprio da vigliacco qual è nel boschettone qui Un davanti a solo noi. grido, un solo allarme, il Piada in fiamme, il Piada in fiamme. Non vincete mai, non vincete mai. Cioè, così. Mi dici il generale così. Per cui uomini, il vostro compito sarà solamente tenere alto lo stendardo come poi già state facendo, che qui c'è i stendardi che molleggiano, li vedi che da te che molleggiano, che bello, tu. Comunque, dovete tenere alti gli stendardi e cercare di depredare tutto quello che trovate nel vostro cammino, soprattutto questi qua, voi a destra, adesso il nemico lo schiacceremo dai due lati. Per cui prendete il cumedino, fatelo a pezzi, anche se non riuscirei mai a farlo perché nutro profondo rispetto per il mio avversario, però lo devo fare. Per cui gli premo Ladro, il culo. ladro, ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Vabbè, canta, canta finché puoi. Dopo, quando arriverò lì, vediamo se canti ancora. Adesso, Perché, senti le offese, ma sentitelo questo vabbè, piadarolo dai, schifoso. un po' di agonismo, su, un po' di agonismo. Buono Che raga, la cavolo, seconda ci vuole. parte della battaglia, cioè la battaglia vera e propria, sarà sul canale del Piadarolo. Quindi ragazzi, adesso è veramente il momento di dare le botte alla piccola piedina che, vabbè, insomma, sto piccolo bambinotto Grande cresciuto mondo. male e vabbè, lasciamo perdere, va, non voglio essere troppo offensivo. Fanculo, va. No, poverino. Vai ragazzi, andiamo e spacchiamo tu il culo! Sì!